Bene, complimenti, è arrivato anche l'ospite d'onore di questa sera, il grande Massimo Vecchi, bassista dei Nomadi. Lori, cosa dirci? Iniziamo perché lo tempo è tiranno. E dunque, signore e signori, il primo gruppo di questa sera che si esibisce ora d'aria, direttamente da Conegliano. Prego. Buonasera a tutti. Con buonasera, un applauso così, sembra di essere all'Ariston. Avevo una luce sul leggio, perché così proprio già sono ceccato di mio, senza luce sul leggio. Puoi dare un po' di luce sul palco, per cortesia? Guarda, è un'atmosfera stupenda. Quasi da tutto a posto.
Norma di Legge ci hanno invitato a questa serata di beneficenza dove noi quasi sempre cerchiamo di non mancare, anche pur essendo in 4. Purtroppo abbiamo perso il chitarrista per strada. No, non è vero. 2 mesi fa il nostro Griso ci ha detto che non poteva più continuare con noi e adesso abbiamo un altro chitarrista, ma non era pronto per la serata. Noi non volevamo mancare a questa rassegna e a questa serata e grazie ancora ai Norma di Leggi e agli acustici. Grazie. Ora Daria, Alessandro al basso, Mauro alla batteria, Mastro Nicola alle tastiere. E Sasso Frasso. Sasso Frasso gioca con la sabbia fra le pinne dei bambini, ossigena le polvere dei miei girini, ti parla perché passa di sentieri di montagna, quasi che venisse dalla Bulgaria, il gioco di colori della vecchia teoria che sciacqua le coscienze della mia. Si mescolano i liquori della foglia piemontese insieme a quelli del macello del paese e già va pura l'acqua che baciuta in luna il polso delle sembra non è chiaro e se ti senti niente quando ti senti vuoto prigioniero dei ricordi del tempo forse quel rifiuto di entrare nella strada che ti ha fatto perdere la scuola. Il monte di montagna forse nunca qualcosa ritrovare se stesso al di là della paga del progresso non lasci potere però non facci bagno il mondo di quest'anno è ancora umano come i tuoi ricordi come i sogni che già fatto mentre la ceramica si vede il Sasso Frasso l'uccello che cantava con dentro al suo bacile sputa piombo, arsenico e metrile un cambio di canzoni più non suona la campana quest'anno adesso è danzata e se non ti senti niente quando ti senti vuoto prigioniero dei ricordi al mondo forse un rifiuto di entrare nella strada che ti ha fatto perdere la squadra. Ancora scende ancora il Sasso Frasso ma se sei privo di ogni squadra non prendi la strada che ti porta in alto magari sul contrada quando ti bando dovrei sentirti ieri veni all'orso nel
possibilità di rendere i miei pensieri tra le formule nel libro di un vecchio mago. Vorrei poter volare muovendo le mie ali nel grande spazio dell'infinito. L'anima di mulino segna il percorso e il fiore rompendo i colori. Quando ci sarai ti porterò lontano, lontano, dove si perde il suono. Quando ci sarai ti porterò lontano, lontano. Il vento sussurra grandi storie d'amore, storie diverse dei mondi mai visti. Racconta di spiaccendate, di aquiloni che lasciano la mano, di uccelli in cielo e di grida nel silenzio. Vorrei poter donarti un po' di libertà, l'amore che ogni uomo sceglie porterà. Le tue frasi e quelli i tuoi pensieri, costruire un castello senza albi né guerrieri. Quando ci sarai ti porterò lontano, lontano, dove si perde il suono. Quando ci sarai ti porterò lontano, lontano. Passo dopo passo, lasciare il rancore, scoprire l'inganno e sconfiggere il dolore. Comprare tutto il mondo e regalarlo a chi come te è nato da un giorno per crescere e volare. Quando ci sarai ti porterò lontano, lontano, dove si perde il suono. Quando ci sarai ti porterò lontano, lontano. Grazie. Allora, visto che la serata era intitolata per Augusto e Dante, abbiamo pensato di fare alcuni pezzi dell'ultimo album, Contro. E questa canzone a me piace molto perché bisognerebbe essere un po' tutti liberi. È un po' libero, io mi sento a volte. Che
distanza mi costringerà a rinunciare. Si disegna come nome, poi se non serve soldo, poi ti vanno a spiegare. Per libero, non si affanna, non mi grassa, lui nel pazzo non si presta a questo gioco. Non ti pare, farò un pollo e un fatto, ma non un cullo. Prendo todo il passaporto perché non è il caso, lasciarla in giro non come lui, ma non piace veramente. Volare via già dentro, ma cosa chi non capisce la pazzia, una versa amore, ma grazie anche differenza se nulla sei, tutti si insieme e non si prendono. E quest'altro brano, anche lui è tratto da quell'album, ed è Il Muro. Sulle spalle dove fuggi, cantavi le canzoni inglesi e la gente non sapeva. Dicevi il mondo domani cambierà, qualcuno lontano la gente non ti capiva. Pensava a fare le cose sulle strade, sulle spalle come un fucile, pronto a sparare 4-9 da sbagliare un solo.
nessuno, facile pensare a un altro mondo. Il tuo corpo diventò una donna, e quel sangue giù nel mondo qui. Ma quella notte qualcuno sparò, nella mano stringevi una pietra venuta dal muro dell'est. Nel mondo è cambiato, la gente ci passa in quel posto, ma se guardi per terra in mezzo a quei sassi c'è un mondo di vita che porta una storia, che ti gratta al mattino invece che negli occhi avevi il cielo. La chitarra era ancora attorno al tuo corpo, quella notte non c'era nessuno, facile pensare a un altro mondo. Il tuo corpo diventò una gloria, e pensando giù nel vuoto lì, ma quella notte qualcuno sparò, nella mano stringevi una pietra venuta dal muro dell'est. Grazie. Questa Alessandro al basso, Mauro alla batteria. Loro sono due fratelli, The Brother of the Rhythm. Mastro Nicola, che era andato dietro una quinta alle tastiere. Questa è una canzone che mi piace molto perché io amo gli animali di compagnia. Sono anche sposato, per cui... Vabbè. Sì. Ero sposato. I gatti randagi. Sono meglio le mie. Sono i gatti randagi, ci combattere il povero decente, amici sinceri, il chi non ha niente, il chi tutto il giorno non fa che sognare, di notte si perde ignorando la luna, una carezza mi porta fortuna, e tu felice via se ne andrà, e tu felice via se ne andrà.
sei, che non si è niente, perché tutto il giorno non si fa per giocare. Questa carezza mi porta fortuna e un felice via se ne andrà. I gatti più belli sono i gatti randagi, non hanno doveri, non hanno padroni, rubando a tutte quelle persone che sanno odiare ma non sanno amare. Notte sui tetti che guardando alla luna, una carezza gli porta fortuna e tu felice via se ne andrà, e tu felice via se ne andrà. Siamo un po' tutti dei gatti randagi, se ne andiamo coi sogni in spalla. Siamo un po' tutti dei buoni da niente, siamo un po' tutti dei tiracampane, e siamo quelli che vogliono andare, un solo ego, la voglia di amare, un solo sogno, la libertà, un solo sogno, la libertà. Questo applauso è per noi o per la santa donna che mi sopporta? Sempre santa però. Bene, questa sera possiamo così, si potrebbe immaginare una sera bolognese, che dite? Un po', non c'è Massimo anche, sera bolognese. Con il freddo che va, possiamo dire qualcosa se va. Un po' di neve si scioglie sotto i tuoi stivali, la luce sotto il portico brillare, un po' di agitazione che poi si vede e il tuo braccio si vede sotto il mio. C'è un tavolino riperonato, mi separano gli occhiali e non ti vedo più. E mentre ci sediamo e prendo una tua risata, il whisky la tua parte circolata, io ti apprendere con l'amore tutto ciò, forse un po' di stereotipi con un poco perché no. Sera bolognese un cielo situazione da poco, ma se c'è lì cambia le cieli così. C'è qualcosa da raccontare, una storia arrivata da guardare, la sigaretta e le tue mani da toccare. L'amore è chiaro, non lo faremo mai, però abbiamo parlato di va e poi mi ho raccontato il tuo cuore, i tuoi brani, mai dai, poi batti con la parte e la pilone. Mi ho raccontato le mie routine colari, con cui mi segna il tuo navigatore. Ma la macchina non era laggiù, ora abbiamo parcheggiato che si ricorda più.
Grazie di cuore. E con questo ultimo pezzo vorrei chiamare Massimo Vecchi, bel applauso. Così. Signore e signori, Massimo Vecchi! Ciao, buonasera a tutti, intanto posso usare il microfono? Non è mio, ma è stato stasera. Va benissimo, ok, allora possiamo usare. Intanto volevo salutarvi tutti, appunto, mi dicevo prima. Ascolta, mi è piaciuta molto quella degli animali randagi, provo a venderla con mia moglie a vedere se funziona nella stessa maniera, proviamo a vedere? Ah, guarda, Cosa ne dici? Cosa mi consigli? no, ti consiglio di no. No, meglio di no, allora, ok. No, ma è per un motivo, perché è il dopo che è un casino. È il dopo che è un casino, dici? Abbiamo bisogno di un buon avvocato, allora vuoi dire dopo? Sperando che non sia un cane. Ah, spera. Io volevo... Io ho iniziato già una volta. Anch'io. Quindi qualcosa ci accomuna praticamente, vuoi E dire? praticamente mia moglie voleva 1.000 euro di alimenti, date all'avvocato mio di fiducia, 2.000 devo dargli. Fantastico! Ho fatto un affarone praticamente. Ok, niente, io intanto volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare chi ha voluto, diciamo, la mia presenza. Io sono sempre emozionato in queste cose, veramente, perché comunque quando... No, sul serio, non sto scherzando. Io vedo che quando si tratta di coniugare la musica e la solidarietà, voi come amici di Nomadi siete sempre in prima fila, quindi fatevi un applauso e che dirvi. Oltretutto, e per cui non vi smentite veramente mai. Oltretutto c'è di mezzo anche appunto lo sport, per cui lo sport crea aggregazione, crea voglia di stare insieme e crea vita, per cui la serata penso che sia la cosa più bella che poteva veramente capitarmi in questo venerdì sera. Grazie. Grazie a te. Anzi, penso che per noi ora Daria è un onore suonare con te. Guarda, per me è un onore suonare con voi. Oltretutto stavo pensando appunto prima nell'ascoltarvi che stasera mi sono fatto quasi tutto il concerto, per me quasi inediti. No, sul serio, perché ho ascoltato dei pezzi che, a parte che erano 100 anni che non ascoltavo sul serio, e alcuni non li avevo proprio mai sentiti, per cui, ragazzi, grazie, siete stati veramente oltre bravissimi, siete stati un archivio personale, per cui cercherò di fare un po' di ricerca appena arrivo a casa. Questa invece un pochino la conosco, facciamo questa qua? No, pensavo di sì. Ok, visto che anch'io ho lo stesso problema, avvicino un attimo il testo, cosa ne dici? Allora, io vorrei una roba luminosa, ma non Io la posso per me. adesso ho ristretto un attimo la situazione, ma nei primi anni che ero entrato non Mi avevo... basterebbe anche uno che viene stabile passa. Ah, che volendo? No, ma quello lì è ancora bello farlo. Io all'inizio, quando ero appena entrato in Nomadi, avevo le cosiddette tavole della legge, praticamente, avevamo il librazzo in sostanza, per cui, sempre per la questione della vista. Però vedo che comunque ci veniamo fuori, dai. Ci proviamo? Proviamo. Ok. Beh. Signore e signori, Massimo Vecchi, Grazie. ora Daria. Non vi diciamo cos'è. Così se ne un'altra roba. Stringi una morte che rendi disperata agli angoli delle strade, la gente che ti vede spaurita in viso, sola lontano da casa,
senza un sorriso, ma quelle piccole mani manezzano roba infame, e con i soldi vai dove non vorresti mai. Santina dai grandi occhi, Santina dalle piccole mani, Santina voce sei gentile, perché prendi quella roba. Santina io penso a te, alla tua infanzia spezzata, ma penso anche a quelli che comprano da te. Rimane una bambina non molto crudele, quello che dici ammonta è solo odio. Santina non ha i sogni, né amici né giochi, perché il tuo gioco è per pochi. Santina ha i grandi occhi, Santina ha le piccole mani, Santina vuoi essere gentile, perché prendi quella roba. Santina io rido per te, per la tua infanzia spezzata, ma rido anche per quelli che comprano da te. Santina sguardo in avanti, tanto per pochi istanti, molti rischi poco umani, da quelle piccole mani. Santina ha i grandi occhi, Santina con quelle mani, Santina non sei gentile, perché prendi quella roba. Santina io rido per te, per la tua infanzia spezzata, ma vedo anche per quelli che comprano da te. Grazie. Massimo Vecchi, Buona Dario. Anna Basso, Mauro Batteria, Mastro Nicola di Tastiere. Grazie a tutti, veramente è stato, come che si dice, è stato Meraviglioso. bellissimo. Ciao, grazie. Bene, bene, complimenti. Allora, ci siamo. Vieni qua, vieni qua. Bene. Dunque, Sono sposato. contento. Beh sì, La tua società è contenta, conferma? non lo so dopo in Va che bene, dai, cosa. dopo chiederemo. C'è un po' di gossip, come si dice. Allora, abbiamo preso tempo proprio perché adesso c'è una consegna particolare per voi. Sappiamo che il motore funziona bene, la macchina è oliata, per farla partire cosa serve secondo te? La targa! E allora ci raggiunge qui sul palco per questa Grazie, grazie. premiazione. Io vorrei però... Dove sono andato? Un attimo vanno via tutti, Scappano via, veloci, veloci. Venite qua ragazzi, sì, certamente. Sì, tornano sarà dalla bene. parte sua. Prego, venite qua davanti, venite qua davanti. Anzi, io vorrei anche chiamare Voi Caio. protagonisti, qua davanti. I fotografi. Grazie di tutto, grazie della targa. Caio è qui in sala, se puoi venire un attimo su veloce. Non abbiamo tempo, Caio, lo fai più veloce? Più? Non abbiamo tempo. Dobbiamo andare via. Dovete stare stretti. perché Stiamo dobbiamo- stretti. Eccoci qua, aspetta, facciamo così. Guardate
che sestetto, Guarda là, c'è la telecamera, sono a casa. Lo so, saluto. Grazie a tutti, buona continuazione, è stato bellissimo. Allora, devo un po' stare attento di muovermi sul palco perché altrimenti rischiamo di fare l'Arsen con i microfoni, che non è un giocatore dell'Udinese, ma è quel rumore che ogni tanto sentite in sottofondo.